Bene, buongiorno a tutti e grazie per essere presenti a questa conferenza stampa nel corso della quale parleremo ancora una volta di Superstrada Pedemontana Veneta. Lo abbiamo già fatto in diverse altre occasioni, ci siamo spesso concentrati sui costi che questa infrastruttura ha già avuto, ha e avrà per il bilancio della Regione del Veneto, peraltro tutte considerazioni, dubbi, preoccupazioni che ancora non hanno risposta da parte dell'amministrazione regionale. Oggi però vogliamo affrontare questo tema sotto un altro punto di vista, che a nostro avviso è altrettanto importante e che prova a porre alcune questioni, a nostro giudizio significative, rispetto all'impatto che questa opera sembra avere e probabilmente avrà sulla salute dei cittadini, in particolar modo ovviamente di Vicenza, ma anche della provincia di Padova. Parleremo cioè di tutte le evidenze che abbiamo raccolto e che peraltro sono in possesso di tutte le autorità competenti, di ARPAV, del Ministero competente, di ISPRA, rispetto alla presenza all'interno di questa infrastruttura di sostanze dannose per la salute, in particolar modo di acido perfluorobutonoico, che rientra nelle categorie perfluoroalchimiche che siamo stati abituati purtroppo in questi anni a conoscere come PFAS. È un tema molto serio in un territorio, in una regione che ha già vissuto una contaminazione pesantissima da queste sostanze e che, leggendo le carte che abbiamo avuto tra le mani, sembra aver imparato gran poco da quell'evento drammatico. Allora, noi sappiamo che stiamo parlando della strada Superstrada Pedemontana Veneta, in particolar modo ci riferiamo alle due gallerie che interessano questa superstrada, quella di Malo e quella eseguita precedentemente di Sant'Urbano. Gallerie che sia per quanto riguarda corpi idrici superficiali che corpi idrici sotterranei incidono direttamente, sversano i loro contenuti, diciamo così, all'interno di queste acque che poi dentro il sistema idrografico di quel territorio arrivano anche alle falde destinate all'acqua potabile, quindi all'utilizzo umano. Noi sappiamo già nel 2018 che nelle acque sotterranee della sorgente Valmolino, vicina alla galleria di Sant'Urbano, per la prima volta sono stati registrati valori di PFBA superiori alla normalità. Nel 2021 poi è ARPAV stessa che, nell'ambito di una serie di monitoraggi che stava facendo sulla qualità delle acque in riferimento alla vicenda dell'ex Miteni di cui abbiamo accennato prima, ha rilevato questo composto chimico in alte concentrazioni, sempre in questo caso invece vicino alla galleria di Malo. E tutte le indagini successive hanno confermato una presenza anomala di PFBA nei pressi delle acque superficiali della galleria di Malo e della galleria di Sant'Urbano. Hanno chiesto ovviamente al concessionario SIS quale potesse essere l'origine di questo inquinamento. Il concessionario ha ammesso di aver utilizzato dei cementi contenenti PFBA per la realizzazione di queste due gallerie, in particolar modo utilizzate in fase di realizzazione per contenere la volta prima dell'escavazione, ma anche in fase di realizzazione per la costruzione della copertura delle gallerie stesse. Quindi il PFBA sarebbe contenuto sia nel materiale che poi di scarto è stato tolto dalla monte per fare la galleria, sia attualmente presente nella galleria, tant'è che nel tempo poi il concessionario SIS ha provveduto, per altri interventi sempre sulla strada Pedemontana Veneta, a cambiare il cemento utilizzato. Fin dal 2021 infatti la provincia di Venezia, di Vicenza, ha espresso preoccupazione rispetto a questi rinvenimenti e ha chiesto, la Regione ha avvallato e SIS ha realizzato la costruzione di impianti di depurazione delle acque che dalla galleria vanno ad immettersi nei torrenti che lì vicino scorrono attraverso dei filtri con i carboni attivi.
Sappiamo che l'ARPAV in tutti questi anni ha continuato con i monitoraggi. Nel 2024 la stessa Regione del Veneto, essendo proponente dell'opera, si è fatta carico di procedere alla richiesta di aggiornamento di studio di impatto ambientale, proprio perché il dubbio che i fatti che stanno attorno alla superstrada Pedemontana Veneta debbano essere rivalutati alla luce delle nuove evidenze. E oggi noi ci troviamo con una serie di dati preoccupanti che riguardano sia i campionamenti delle acque superficiali nei pressi della galleria, sia i campionamenti che riguardano prelievi su acque superficiali e sotterranei nei pressi dei 20, mi pare, depositi di stoccaggio, dove ad oggi sono posizionati tutti i materiali di risulta delle rocce e delle terre di scavo provenienti dai lavori della superstrada, in particolare dalle gallerie di Malo e di Sant'Urbano. Dentro questi residui terre e rocce da scavo sarebbero contenute altre concentrazioni di PFBA che, percolando attraverso il terreno, rischiano di inquinare le falde acquifere, quelle appunto destinate all'uso potabile. Denunciamo questo fatto perché la nostra impressione è che attorno ad un rischio di danno ambientale imminente così serio, ancora una volta sembra che si voglia alzare una cortina fumogena, evitare di raccontare la verità ai veneti e dunque ricominciare da capo, sembrerebbe, con quella storia terribile che è stata l'inquinamento da PFAS. Ci risulta peraltro che di questa vicenda si stia occupando direttamente anche il Ministero competente, che sembrerebbe aver commissionato a ISPRA uno studio per monitorare la situazione e per valutare gli eventuali interventi e le eventuali responsabilità. Questo studio non è pubblico, abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti perché per le vie brevi ARPAV non ce l'ha voluto dare. Eppure noi pensiamo che attorno a questi elementi si debba fare chiarezza per la tutela della salute delle cittadine e dei cittadini, non ci debba essere alcun tentativo omertoso e soprattutto la domanda che abbiamo un po' voluto sintetizzare con il titolo della conferenza stampa di oggi è: cosa c'è davvero dietro a questa infrastruttura viaria che viene raccontata come la più importante del mondo, certamente l'unica realizzata in questi 3 lustri a guida Zaia, che oltre ad avere impatti sul bilancio sembrerebbe avere anche impatti sulla salute delle persone. Abbiamo depositato una mozione nella quale, che ovviamente lasciamo alla disponibilità della stampa, dove tutti questi fatti sono riportati in maniera puntuale e anche più precisa di come sinteticamente l'ho voluta fare io, con la quale impegniamo la Giunta a realizzare determinati interventi che abbiano appunto la doppia finalità di mettere in sicurezza le falde acquifere sotterranee e le acque superficiali e dunque la salute delle persone, e che rimuovano quell'abitudine della politica a non assumersi la responsabilità delle scelte che vengono fatte. Lascio la parola alla collega Chiara Luisetto, che ha sempre seguito la vicenda famosissima delle mamme PFAS, ha una sensibilità particolare rispetto a questo tema, oltre ad essere vicentina, per illustrare i contenuti della mozione e gli impegni che chiediamo alla Giunta. Ringrazio la capogruppo, è un tema che nel Vicentino ha avuto e continua ad avere un impatto importantissimo e rischia di averlo anche in altri territori della nostra regione, come sappiamo. Ciò che sappiamo e ciò che ha raccontato puntualmente la capogruppo è che ancora oggi i PFBA sono una fonte attiva di inquinamento delle acque, in particolar modo superficiali, ma il rischio è che lo siano anche delle acque sotterranee e questo è legato alle acque di drenaggio in uscita dalle gallerie di Malo e di Sant'Urbano. Dunque sappiamo che questa pedemontana, che ha tanti costi per questa regione, rischia di avere un costo anche per la salute delle cittadine e dei cittadini del Veneto, e dunque per questo che noi chiediamo alla Giunta un impegno, non solo lasciandolo sulle spalle delle amministrazioni
amministrazioni locali o degli enti gestori, ma ci sia una presa di responsabilità della Giunta sulla vicenda PFAS e sulla vicenda gallerie di Malo e di Sant'Urbano in territorio vicentino. Sappiamo anche, a quello che a noi risulta, che i valori di PFBA siano elevati nonostante l'adozione dei sistemi di filtraggio che sono appunto apparsi da subito utili e funzionali nell'averli realizzati a carboni attivi, ma che c'è la necessità poi di sostituire nel tempo, dunque perché non perdano efficacia. E quindi quello che noi chiediamo, consapevoli del ruolo dei PFAS e dell'impatto dei PFAS nella salute delle persone, perché sappiamo quali sono le ricerche, sappiamo che cosa ha significato da un punto di vista cancerogeno, ed è stato acclarato con la sentenza Miteni il principio che chi inquina deve pagare. Chiediamo alla Giunta un impegno attivo. Nello specifico chiediamo di farsi parte attiva nel garantire il miglior funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque di drenaggio delle gallerie appunto di Malo e Sant'Urbano, di richiedere anche un aumento di capacità di trattamento delle acque di drenaggio, perché sappiamo che aumentare la capacità di trattamento aiuta ad abbattere i PFBA, a svolgere indagini e sondaggi sui materiali utilizzati nella realizzazione delle gallerie, che ci sembrano essere l'origine di tutto, ma che la stessa SIS ha ammesso essere il problema principale e che dunque rappresentano un problema sia per l'acqua che drena dall'infrastruttura, dalle gallerie, sia per i siti di stoccaggio. E dunque chiediamo anche di intervenire con urgenza per accertare la possibile contaminazione delle terre e delle rocce di scavo provenienti dalle gallerie, depositate appunto negli oltre 20 siti di cui si è accennato prima, che si concentrano tra Malo e Berganze in un territorio che ha diritto di essere tutelato. E infine chiediamo ovviamente di adottare ogni misura utile a prevenire ogni possibile rischio per la salute derivante dalla contaminazione da PFBA. Sappiamo che per i PFBA i limiti non sono quelli dei PFOA, dei PFAS, ma hanno una dinamica diversa che interessa appunto soprattutto le acque superficiali in questo momento, ma nella somma PFAS certamente incidono, e quello che chiediamo noi è di non sottovalutare il rischio potenziale che questi elementi, che questi componenti portano con sé, e chiediamo alla Giunta di guardare in faccia questa infrastruttura anche dal punto di vista dell'inquinamento di queste acque superficiali. Si è parlato molto ed è necessario continuare a parlare delle acque potabili e dunque prevenire rischi su quel fronte, ma è necessario portare l'attenzione anche sui fiumi, perché i fiumi significano irrigazione e significano comunque poi ciò che mangiamo, ciò di cui ci nutriamo. Quindi anche questa attenzione non può passare, a nostro avviso, in secondo piano. Ed è per questo che oggi abbiamo scelto di intervenire nuovamente sulla questione, come abbiamo fatto in passato, ad ogni evidenza, ad ogni sospetto di, contaminazione ulteriore, ed è per questo che noi chiediamo davvero alla Regione un impegno che non sia soltanto di facciata ma di sostanza. Grazie. Grazie Chiara. È evidente come questa forma di inquinamento certificata dai monitoraggi di ARPAF già dal 2018 può rappresentare una minaccia imminente di danno ambientale. Finché le cose non si sanno, uno non si può difendere. Oggi noi abbiamo di fatto tutti gli elementi per poter definire ciò che sta accadendo alle acque superficiali in prossimità delle gallerie di Malo e Sant'Urbano come una possibile minaccia imminente di danno ambientale. Abbiamo un enorme punto di domanda su ciò che può accadere nelle acque superficiali e sotterranee nei pressi degli stabilimenti dove sono stoccati i materiali di risulta contenenti PFBA. Abbiamo detto che la responsabilità di chi inquina deve essere riconosciuta. Rispetto al caso Miteni, qua c'è un coinvolgimento dell'istituzione pubblica direttamente, quanto concedente, della Regione del Veneto, che non può anche stavolta farsi trovare impreparata, che non può accorgersi del danno ambientale soltanto quando diventa conclamato. Bisogna cambiare postura, diciamo così, la politica deve cominciare ad accorgersi, ad occuparsi di questi temi prima che il danno si realizzi, e noi crediamo che la Regione del Veneto, attraverso ARPAF, abbia già a sua disposizione tutti gli elementi per poter misurare la pericolosità
nella quale ci stiamo muovendo, e quindi noi pretendiamo che si doti di tutte le misure che servono per evitare che questa minaccia imminente di danno ambientale si trasformi ancora una volta in uno scempio per il nostro territorio e per la salute dei nostri cittadini. Ringrazio anche la collega Francesca Zottis, che di corsa dalla terza commissione è arrivata. Prima c'era anche la collega Anna Maria Bigon, Jonathan Montanariello. Questa è una mozione che come gruppo del Partito Democratico abbiamo depositato, perché crediamo che sia una questione che non possa essere messa nel cassetto, salvo poi accorgerci tra 2, 3, 5, 10 anni che il danno ormai si è realizzato. Richiamiamo su questo una responsabilità significativa di tutte le istituzioni coinvolte, a partire da ARPAV, sottodotata di organico e di risorse, che deve iniziare ad avere un ruolo più attivo. C'è un coinvolgimento diretto di SIS. Abbiamo detto che da quando è stata obbligata ad inserire i sistemi di filtraggio a carboni attivi, i dati sembrerebbero migliorati, oggi tornano a peggiorare, perché anche l'attività di cambio e di, come si dice, di rinnovamento di questi carboni attivi devono essere pretese con maggiore efficacia. Se Francesca vuole aggiungere qualcosa, se Chiara vuole aggiungere qualcosa. Solo un cenno. Prima si era parlato delle mamme no PFAS, e quando si parla dei PFAS in ogni loro forma è giusto citare una battaglia partita dal basso e che è arrivata ad una sentenza storica. L'abbiamo definita tutti storica perché di fronte a questa sentenza non si può più dire non lo sapevo e non posso fare nulla perché non avevo capito la portata. Quello che è stato un movimento dal basso, noi crediamo che debba vedere corrisposta una responsabilità dall'alto. Loro hanno lavorato sulla salute dei propri figli, si sono impegnate per la garanzia delle future generazioni. Noi chiediamo che anche quella che è una responsabilità regionale si accompagni a questa battaglia. È ancora fermo, non c'entra con la Pedemontana, ma certamente con i PFAS, lo studio epidemiologico che abbiamo chiesto moltissime volte veda la luce, che era partito ma per carenza di risorse economiche, così ci è stato spiegato in aula ad ottobre di un paio di anni fa, si è bloccato. Lo studio epidemiologico, la spinta sulle bonifiche, sono tutti elementi che devono arrivare al capo, devono arrivare alla fine per garantire la salute dei cittadini e delle cittadine dei territori contaminati e di quelli che non sono contaminati, ma che con l'evidenza di uno studio epidemiologico potrebbero davvero garantire e salvaguardare la propria vita futura. Grazie. Se non ci sono altri interventi, ringraziamo per l'attenzione, e per chi volesse abbiamo depositato la mozione per vedere il testo e vedere qualche dato in più. Grazie.